Dalle 10 del mattino alla camminata silente, con in mano i fiori, le corone, i bigliettini di cordoglio, i pupazzetti, tanti pupazzetti in peluche da riporre ai piedi dei piloni della morte per quella che è stata ribattezzata la strage delle bimbe. Tra le vittime in 5 avevano meno di 14 anni. Siamo carichi di lutto, carichi di angoscia, di dolore e sofferenza. Io credo che in questo momento balsamo per il cuore siano anche iniziative che nascono dal territorio come quella di stamattina. La nostra comunità è molto attenta a queste cose ed è molto vicina a queste problematiche e a questi momenti catastrofici che accadono nel nostro territorio. Iniziativa organizzata da un gruppo di cittadini di Marghera con il tam tam avvenuto via social. Cioè dare testimonianza. Oggi è importante fare questa cosa qua. La nostra società è diventata una società dei like. Non deve essere così, dobbiamo fare un po' usare lo strumento social come facciamo noi, però anche dare una testimonianza fisica. Il corteo, composto da una cinquantina di persone, si è formato all'inizio di via Fratelli Bandiera fino al punto dove è caduto il bus. La gente ora chiede che il posto diventi un momento di memoria con una stele per non dimenticare e come monito perché non si ripetano tragedie quali questa. E non si deve dimenticare perché sono morte tante persone innocenti, dei bambini, una mamma incinta, insomma è stata una tragedia grande per noi qua di Marghera Mestre, veramente. Un bacio a tutti quanti.